Onorevole Cimino, sono già state presentate le liste, siamo già in tema di campagna elettorale per le amministrative. La nostra provincia è interessata con tanti comuni importanti che andranno al voto. Sicilia Futura in questo senso come si sta organizzando? Ha presentato delle liste, ecco, qual è la vostra situazione? Sicilia Futura è presente in tutti i comuni dove si vota in Sicilia, è presente nella provincia di Catania, è presente nella provincia di Agrigento con la propria lista anche a Sciacca e in altri comuni della provincia di Agrigento, siamo presenti a Palermo. Devo dare atto alla nostra classe dirigente che ha saputo organizzare bene il territorio e l'organizzazione del partito sta funzionando. Speriamo di riuscire ad avere un buon risultato perché abbiamo coinvolto tanti giovani nelle nostre liste e vi è tanto entusiasmo. Nei prossimi giorni presenteremo la lista di Palermo, così come anche la lista di Sciacca e degli altri comuni della provincia di Agrigento dove si va al voto. In vista delle prossime elezioni c'è già un dibattito aperto. Sicilia Futura porterà avanti un suo candidato, si parla di primarie all'interno del PD, cosa ci può dire di nuovo? Sicuramente il momento politico è un momento politico molto delicato. Sicilia Futura fa parte di una coalizione, in questo senso gli organi del partito ci riuniremo nei prossimi giorni per verificare l'opportunità di un percorso che è quello delle primarie. Di fatto noi inizialmente abbiamo posto delle contrarietà al tema delle primarie perché per le primarie ci vogliono delle regole chiare che devono essere poi rispettate da tutti, soprattutto anche dopo l'esperienza della città di Agrigento. Quindi le primarie che ben vengano, se ci sono però delle regole che poi determinano comunque che la coalizione sia una coalizione ampia. Nodo cruciale è sempre questa finanziaria che quest'anno ha visto i tempi notevolmente allungarsi e ancora abbiamo il problema del collegato alla finanziaria. Sì, purtroppo i tempi sono stati notevolmente diluiti, direi. Abbiamo potuto fare una finanziaria trattando soltanto le emergenze, adesso abbiamo in Commissione Bilancio il testo del collegato che è molto importante e spero già da giorno 26 si possa esitare per deliberare in aula il collegato alla finanziaria che tocca la problematica delle categorie produttive e anche argomenti molto importanti come quelli della fusione delle autostrade siciliane con l'ANAS e anche il tema di riscossione Sicilia, temi che sono molto importanti per la Regione e per il contesto anche del bilancio della Regione siciliana stessa.